Senatore Giuseppe Ruvolo, oggi qui a Palermo, a Mondello, al convegno di Confagricoltura, ha voluto ricordare le tante problematiche in una giornata importante, quella mondiale dell'acqua. Sì, ho colto questa occasione. Oggi è la giornata mondiale dell'acqua. L'acqua è vita, l'acqua è speranza, l'acqua è agricoltura. Senza l'acqua non si va da nessuna parte. Però il quadro è drammatico. In Italia si perde nelle reti il 44% del liquido introdotto, in Sicilia addirittura oltre il 52%. Questo ci deve fare riflettere perché l'acqua serve per l'agricoltura, serve per gli usi potabili, ma serve soprattutto a dare speranza ai giovani. Perché ai giovani? Perché senza acqua non c'è agricoltura di qualità. Questa è la battaglia che io invito a fare a tutti coloro i quali hanno responsabilità. In questa occasione presente il Presidente della Regione Musumeci, ho sottolineato e ribadito che degli investimenti vanno fatti accuratamente, soprattutto utilizzando il PNRR. Questa è la speranza. Spero che il Presidente finalmente colga questa occasione per portare concretamente a soluzione problematiche che veramente hanno del paradosso. Abbiamo in Sicilia 300 miliardi di metri cubi d'acqua che va al mare, ma è possibile ancora resistere in queste condizioni in annate siccitose anche come questa e soprattutto come questa? La speranza è, speriamo che ce la caviamo. Le risorse sono poche spese. Speriamo che ce la caviamo. Le risorse sono poche spese del PNR sull'acqua. Oggi c'era una statistica, specialmente nel sud, questo è un grave fatto. Non è una novità. Se pensiamo per un attimo che 6 progetti del PNRR in Sicilia sono stati tutti bocciati perché ritenuti non conformi a quelle che erano le strategie, sono le strategie